per parlare fra di loro gli animali? Come fanno per parlare fra di loro gli animali? Come fa il cane? Babò, Il gatto? miau, L'asinello? no, La mucca? La rana? crac crac, La pecora? Il coccodrillo? Il coccodrillo? Boh. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che noi i denti punga, che molto spesso pianga, però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. S'arrabbia ma non strilla, sorseggia camomilla e mezzo addormentato se ne va. Quando sui giornali non c'è scritto niente, sente che il problema non importi alla gente. Ma se per caso al mondo c'è qualcuno che lo sa, la mia domanda è ancora questa qua: il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga, però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. S'arrabbia ma non strilla, sorseggia camomilla e mezzo addormentato se ne va. Adesso ripetiamo, se vogliamo ricordare, come fanno per parlare tra di loro gli animali. Come fa il cane? babò, E il gatto? miau, L'asinello? no, La mucca? La rana? crac crac, La pecora? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Boh. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga, però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si arrabbia ma non strilla, sorseggia camomilla e mezzo addormentato se ne va. Avete capito come fa il coccodrillo? Lui mezzo addormentato se ne va.